A Bassano il buio della crisi si trasforma in oscurità nelle strade, perché per risparmiare denaro il comune ha deciso di spegnere i lampioni, alcuni in certe zone, tutti in altri. Una scelta che ha lasciato sconcertati molti bassanesi, preoccupati soprattutto sulle conseguenze che una scelta del genere avrà per la sicurezza in città. In Consiglio Comunale la Lega Nord è già sulle barricate. Stiamo parlando di sicurezza, sicurezza per quel che riguarda la viabilità, ma anche penso alle persone che ritornano magari dopo una giornata di lavoro o dopo rientrano a casa tardi, che si trovano con delle vie completamente al buio e con una malvivenza che purtroppo a causa della crisi continua ad aumentare. Noi come Lega Nord, attraverso i nostri consiglieri comunali a Bassano, abbiamo già presentato una mozione per ripristinare l'illuminazione in tutta la città, perché pensiamo che non possiamo privare i nostri cittadini di diritti fondamentali come la sicurezza. È vero che i comuni hanno sempre meno fondi dallo Stato, ma alla Lega si pongono una domanda. È possibile spegnere i lampioni per risparmiare e poi impiegare i fondi pubblici per finanziare una mostra fotografica? Nelle realtà locali, che è vero, hanno dei vincoli per quel che riguarda il patto di stabilità, ma a volte fanno delle spese assurde, tipo Bassano Fotografia, dove potevano fare lo stesso la mostra risparmiando notevoli quantità di risorse pubbliche. Purtroppo queste sono scelte che l'amministrazione Simati ha voluto fare e i risultati purtroppo li abbiamo visti.